Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Marassi di Genova è tutto pronto per la prima giornata della Serie B-Win, un anticipo di lusso, quello tra Sampdoria e Padova. La squadra di Azzori propone in attacco una coppia inedita composta da Pozzi e Bertani. Bertani che ha fatto un'ottima stagione quella scorsa con il Novara. Il Padova invece addirittura con un tridente tutto nuovo, Cutolo, Ruopolo e Lazzarevic in avanti per la squadra di Dalcanto, che ha davvero grandi velleità per arrivare alla Serie A, persa proprio in finale contro il Novara nella scorsa stagione, ma è la Sampdoria a rendersi pericolosa al quinto minuto. Colpo di testa di Pozzi su calcio d'angolo, parte alta della traversa per la squadra blu cerchiata. Al 25esimo c'è anche il Padova, sponda di Ruopolo, si aggiusta il pallone come può Cutolo e poi scarica il sinistro a fil di palo, segue la traiettoria Romero, il portiere argentino acquistato in estate dalla Sampdoria. Coman al centro dell'area di rigore e scatta sul secondo palo Pozzi, che fallisce però una grandissima occasione con il sinistro di controbalzo. Eccolo qui Pozzi, che non riesce a trovare lo specchio della porta. Ancora Cutolo, il più pericoloso dei patavini, in 1 contro 1, prova il sinistro a giro che finisce non di poco a lato, con Romero che anche in questo caso si lancia sulla traiettoria. Rivediamo, pericolosissimo con il mancino a giro, forse sfiora addirittura Romero. Ancora Lazzarevic se ne va sulla sinistra, punta Costa e scarica il destro. Questa volta è solo cartelloni per l'ex giocatore del Torino. Poi al 43esimo il vantaggio della Sampdoria, Bertani che sfrutta un erroraccio di Renzetti, forse c'era anche una spinta per l'ex giocatore del Novara. Rivediamo qui, Renzetti non copre abbastanza il pallone e c'è allora il sinistro vincente che porta in vantaggio la Sampdoria, 1-0 all'intervallo. Nella ripresa di Marassi si parte subito forte con il Padova che riesce a trovare il pareggio dopo nemmeno un minuto con un gol straordinario di Omar Milanetto, che va a segno con la maglia del Padova nel suo stadio, quello che fino all'anno scorso era quello in cui giocava con la maglia del Genoa. Rivediamo il suo destro al volo all'incrocio dei pali, non può davvero nulla Romero. Un gol da rivedere 1000 volte, davvero bellissima la coordinazione di Milanetto. Non è da meno Palombo che disegna una punizione strepitosa ed è 2-1 Sampdoria al 7° minuto della ripresa. Palombo risponde a Milanetto, due grandi protagonisti della Genova calcistica. Eccola qui la punizione di Palombo sotto l'incrocio. Pellizzoli sta a guardare ancora il tentativo di uno scatenato Bertani, il tocco per Coman è preciso, si allunga però il pallone il giocatore della Samp, allora chiude con i piedi, una parata stile hockeyistica. Pellizzoli, ancora Sampdoria in avanti, Padalino riesce a rubare il pallone a Renzetti, Pozzi a botta sicura, traversa, pallone che esce, non oltrepassa la linea bianca di porta. E allora nulla da fare, ancora Marcolini, questa volta pennella per la testa di Schiavi, è 2-2 al 22esimo minuto della ripresa. Il Padova trova nuovamente il pareggio da calcio d'angolo, un'altra pennellata di Marcolini per il terzo tempo del difensore Schiavi, che non fallisce ed è 2-2 tra Sampdoria e Padova. Ancora il tentativo della Samp nel finale, Maccarone si inserisce, non trova però il gol, poi Pozzi si innervosisce proprio con Milanetto, giallo e rosso che gli sventola Pinzani, finisce sotto la doccia, finisce 2-2 il primo rocambolesco anticipo tra Sampdoria e Padova.